Riprendiamo la linea, Casa Giannino, Acquaria di Montecreto, sempre ai piedi del Monte Cimonese. Speriamo anche che arrivi la neve per le prossime giornate di festa, perché così sarebbe fondamentale. Io direi, Marco, puoi cominciare. Ci hai detto 5 minuti? Sì. Vai, allora può partire. Eravamo rimasti a Sapori, ti ricordi? Esatto, che mi dovevi spiegare il perché di questa... C'è un dettaglio. Noi qua hai prima elencato il gnocco fritto, le crescentine, ci sono i tortellini, ci sono i marroni del Frignano, sono tutti prodotti che hanno anche un marchio camerale, perché comunque Modena ha voluto valorizzare ulteriormente già un prodotto di qualità con un proprio marchio che viene riconosciuto e viene apprezzato. E su questa tavola ce ne sono tanti, come anche il nocino di Modena. Esatto. Non poteva mancare questo. Assolutamente. Quello che ci corrobora a fine tavolata, no? Esatto. Perché io stavo notando peraltro che questi tortellini sono minuscoli, no? Come si fa a fare un... Come si fa a fare un tortellino? Che ditina avete? Facci vedere. Abbiamo le ditine molto piccole, ma più che altro è anche l'abilità di riuscire a fare sulla punta del dito, diciamo, cosa che ci ha insegnato ovviamente la nonna, che abbiamo imparato da piccoli, cioè ho imparato da piccolina, quindi sì, con gli anni si imparano sempre a fare sempre un pochino più piccoli. E diciamo che dicono che il vero tortellino dovrebbero stare 5 tortellini in un cucchiaio. Quindi i nostri diciamo che ci stanno. Noi abbiamo visto anche queste belle castagne, questo marrone del Frignano, un marrone che... Com'è andata quest'anno con la coltivazione, soprattutto con la raccolta? Com'è stata l'annata? È stata un'annata un po' scarsa, un po' triste, diciamo così, un po' dovuta alla siccità che c'è stata quest'anno, perché è piovuto molto in primavera fino a inizio estate, dopo non è mai piovuto, quando era il momento invece che questo frutto, diciamo, serviva l'acqua, quindi è mancato un po' di acqua, ha patito la siccità e diciamo c'è stato raccolto molto scarso. Qualcosina siamo riusciti a fare Scarso ugualmente. come quantità, però la qualità è rimasta comunque buona. Sì. Sì, ecco, quindi da quel punto di vista lì. Allora, qui abbiamo anche tanti vini. Voi avete anche, questa è una particolarità, una carta dei vini particolarmente nutrita. Ovviamente si privilegia in tavola quelli che sono i prodotti del territorio, come è giusto che sia negli agriturismi, però quando c'è la passione qualche chicca in più ci si mette. Qui per questa tavola di Natale che vini hai scelto? Qua abbiamo scelto tutti i vini della nostra regione, partiamo dai classici sangiovesi, Pignoletto, diciamo siamo nella zona del Bolognese, fino ad arrivare a tutti i nostri principali lambruschi del Modena, Sorbara. Insomma, ci sono tutti. Intanto Marco ha già finito, adesso assistiamo ad una operazione che è sempre molto bella da vedere, no? È come un parto tutte le volte. Scusami. Allora, Marco, tu hai fatto un taglio, Sì. come è chiamato? Trasversale? Diciamo che ho inciso lo scalzo della forma per la parte lunga, diciamo che abbiamo scelto questa tipologia di apertura della forma che risulti insomma più bella anche da vedere, perché diciamo che i modi di tagliare il formaggio sarebbero quello di dividerlo per la metà così, oppure c'è questo modo che impiega un po' più tempo ma è più scenografico. Poi La vediamo aperta? direi che ormai ci siamo, mi manca proprio qualche secondo e quindi chiedo l'aiuto di Morgan un attimo. Morgan. Sì, Perché in questo momento abbiamo una superficie un po' piccola. Sì, l'abbiamo costretto un pochino sullo strapuntino per esigenze scenografiche che però... Piccola rotazione. Però è incredibile che una forma di quelle dimensioni, di quel peso, che spettacolo. Guardate la precisione millimetrica, perché qua se prendiamo un righello e poi misuriamo le due metà sono praticamente uguali, è una cosa incredibile. La forma perfetta, il taglio. Forma perfetta, questo è un 24 mesi? È un 24 mesi, sì. State fermi lì, eh? Prima di arrivare l'ultima cosa, i dolci. Silvia, qui, a Natale non si può fare Natale senza il dolce in tavola. Direi di no, anche perché per concludere sempre il pasto, un buon dolce non deve mai mancare.
Quindi oggi vi ho proposto la zuppa inglese, che è il classico dolce emiliano, diciamo, che viene fatto con 2 creme. Noi la facciamo con la cioccolata e la crema gialla all'uovo, e la kermes come liquore accompagnato, esatto. E abbiamo fatto anche il mascarpone col cioccolato, che quello viene fatto di nostra produzione con le nostre uova e montato con comunque anche lo zucchero. Insomma, quindi si chiude in bellezza. Allora, a questo punto io direi, perché noi siamo qua a far festa, ma c'è anche Gabriella, non la vedete ancora fisicamente perché lei è in montagna proprio, in vacanza, però un salutino con gli auguri ha mandato e ce li fa. Quindi sentiamo Gabriella e poi ci ritroviamo per il brindisi di buone feste. Certamente. Questi cubi di ghiaccio alle mie spalle diventeranno sculture di ghiaccio qui a Selva di Val Gardena, ma lo saranno solo tra alcuni giorni per le prossime festività, per Capodanno. Allora io ne approfitto però per farvi gli auguri, mi unisco ai vostri e sì, sono un po' in vacanza, però sto lavorando anche per la nostra trasmissione, sono alla ricerca dei presepi più particolari dalle montagne all'Appennino, alla pianura. Auguri a tutti, buon Natale, buone feste. Eccoci qua, grazie Gabriella, ovviamente tantissimi auguri anche a te, anche noi siamo arrivati agli auguri. Morgan, a te il momento clou, Siamo di stappare pronti. per il brindisi di buone Eccoci feste. qua. Comincio io, potevi anche cominciare da Silvia, eccoci. Benissimo, guardate che bello. Allora, io direi a questo punto è davvero il momento di salutarsi, di augurare a tutti voi che ci avete seguito buone feste, buon Natale, buon 2024, ce lo auguriamo anche noi e anche ai ragazzi che stanno lì. Adesso noi versiamo, ma arriverà anche per voi il vino, non fate così. Esatto. Quindi Marco, Vincenzo, Davide e poi anche chi è a casa, anche Bruno che qui non c'è perché fa la post-produzione, lui non mangia, non beve mai, lavora solo, ma va bene così e ovviamente auguri anche a tutti voi. A tutti quanti e un consiglio per il regalo della Befana, consigliate a tutti quanti di seguirci sempre sulle nostre emittenti e la nostra programmazione. E se è il caso vi dimentichiate, in sovraimpressione vedete tutti il riepilogo, quindi non avete scuse. Buon Natale E buon a tutti. Natale. In collaborazione con